più di 200 anni, sì. E scopriamo in anteprima questo grande momento che vivremo. Allora, noi abbiamo qua un tinozzo di legno con del ghiaccio tritato che va a riprodurre le antiche neve che si conservavano nei monti, nei fossi a neve. Mettiamo un po' di sale, sale marino, e si crea una salamoia per riuscire ad abbassare la temperatura. Riuscendo ad abbassare la temperatura, noi con l'acciaio che attrae verso il centro e il legno che respinge il freddo sempre verso il centro, arriviamo a una temperatura di almeno meno 17, dove inserendo qualsiasi tipo di liquido. E qui cosa abbiamo, per esempio? Qua abbiamo preparato succo di limone, acqua e semplicemente saccarose. La granita è nata con 3 ingredienti. Sono zucchero, acqua e ingrediente caratterizzante, che questo in pratica è il limone. Si può fare anche con la fragola, frutti di bosco, con frutta secca, mango, si può fare con tutto. E tra poco scopriremo e gusteremo la granita con questo procedimento che ha più di 200 anni. Più di 200 anni, sì. Tutto senza elettricità. La prima macchina al gelato che è nata è questa. Restate con noi per scoprire tutto questo, a tra poco, grazie. Grazie a voi. Sindaco, tutto pronto per un grande evento qui a Sant'Angelo di Brolo? Sindaco Cortolillo, buonasera. Buonasera. E siamo di fronte al pozzetto, il famoso pozzetto, che è questo contenitore inventato frutto dell'ingegno dell'uomo, perché anche questo è importantissimo. All'esterno è il legno, poi vi è un intercapedine e poi un contenitore che originariamente era di zinco, ma che può essere di altro, anche di altro metallo. All'interno, nell'intercapedine, vanno dentro ghiaccio, neve, la neve e il sale marino. Poi vi è una manovella che gira, tutto a mano, e ovviamente chiedo scusa, ma adesso poi il maestro Salvatore Fasolo vedremo dal vivo questo procedimento, darà una dimostrazione tangibile di questo straordinario meccanismo che faceva produrre la granita fino a quando non è arrivata l'energia elettrica, fino a quando non è arrivato l'elettrodomestico, le macchine, ma prima veniva tutto fatto con l'ingegno dell'uomo e la mano dell'uomo, con i nivaroli che prelevavano questi ghiacci, questa neve dalle neviere sui monti Nebrodi, le portavano sulla costa e qui iniziava questo lavoro, e quindi i siciliani, ma non solo i siciliani, si deliziavano e si proteggevano dalla calura estiva con questo straordinario che era sherbet durante la dominazione araba, rattata e adesso granita. Sindaco, e oggi 5 agosto tutti coloro che verranno qui a Sant'Angelo di Brolo avranno l'opportunità di gustare la granita come si faceva più di 100 anni fa. Diciamo che adesso ovviamente i maestri, i gelatai si sono sbizzarriti e ovviamente hanno trovato la possibilità di, una volta la granita si faceva principalmente col limone, poi si è passata alla fragola, poi ai frutti di bosco, poi ai lamponi e quant'altro. Adesso si fa col mango, ce n'è per tutti i gusti. Ci sarà anche stasera, credo, un espositore che farà una granita, se non sbaglio, con mandorla, pistacchio e nocciola, cioè i prodotti della nostra terra, della Sicilia, della nostra meravigliosa terra, e quindi l'invenzione di queste gelatai è straordinaria, perché da un frutto qualunque hanno creato la granita. Allora invitiamo tutti qui a Sant'Angelo di Brolo. Certo, non solo, ma devo dirvi che consegniamo anche al gradimento del pubblico la possibilità di scegliere quello che più aggrada come granita e votare, perché abbiamo un QR code nei vari stand e quindi ognuno con il telefonino può esprimere un gradimento, oltre alla commissione ovviamente che è fatta di teleesperti, e questo per dare un premio a questi straordinari gelatai. Grazie Sindaco, seguiteci perché la serata sta per iniziare e vedrete tutti i video su Bella Sicilia e Onda TV, quindi a tra poco sulla pagina di Bella Sicilia.